Abbiamo consegnato 342 riconoscimenti ad altrettanti maestri artigiani. Sono figure straordinarie queste, perché in un momento dove tra l'altro l'artigianato soffre e ci sono meno artigiani rispetto a qualche anno fa, noi abbiamo voluto, attraverso una legge nel 2018, riconoscere questa figura determinante non solo per la capacità di realizzazione, ma per questa capacità di coniugare esperienza e tradizione con l'arte. Questo è l'artigiano. E il maestro artigiano poi ha un compito straordinario, che è quello di trasmissione di sapere alle nuove generazioni. Fare l'artigiano in Veneto è un'attività meravigliosa, significa poter creare, fare innovazione. Mi rivolgo soprattutto ai giovani, è un'opportunità di crescita professionale e personale davvero straordinaria, ed è per questo che noi abbiamo fortemente voluto il riconoscimento di queste figure professionali che sono davvero essenziali per lo sviluppo della nostra economia.